vostra vita. Antonio, dopo 45 anni che vi a Torino, manti pensionamo e se adoravo con tutta questa famiglia a noi Arbus. Siamo contenti e ci volevo subire il sospetto. Cristiana mi due Antonio, ciò che di nera, si è sposato dentro due figlio maschio. Antonio, devo sposare dentro 4 figlio maschio. Complimenti, Angelo, a suo doppio di me, sì, a suo doppio di lui, sì. E te saluti, Antonio, come ti stai? E ciò che di nera, poi tu, si nostro di seconda e terza vertebra cervicale. Antonio, devo non solo seconda e terza, quarta e quinta vertebra cervicale. No, a suo doppio di me, sì. Altra cosa adesso, Antonio. Poi tua frattura alla settima dorsale con un abbassamento del 15% del corpo acuneo per esiti di trauma. Antonio, non solo dessa settima, ottava, e non solo del suo 15, ma del suo 30 vocente. No, a suo dopo di me. Altra cosa adesso, Antonio. Poi tu 2 discopatie. Antonio, devo 8, 4 discopatie. No. Altra cosa adesso, Antonio. Porto un microtendine spezzato del braccio destro. Antonio, devo un microtendine spezzato del braccio destro e sinistro. No, dotta su doppio. Angelo, ho te, dotta su doppio di me. Ma non mi del sistema devo a gusto. Scusa, Angelo, ti devo trovare una domanda devo a tu? Certo, Antonio. Altra cosa, adesso. Veramente, soffro di emorroide. Sei dove vuoi, Antonio? No, grazie, usa te da tu. Del suo momento che mi ha stivato a confidenza, devo mu a tui, ti indivato 2. Devo soffro di insonnia e di amnesia. Se andavo a specialista, mi ha fatto voglio ma non mi hanno se andavo a microcaio e da Puliccio. Per conciliare il sonno, tinteggiare la stanza celeste o blu, mobili castagno noce, riempire 2 cuscini di fiori secchi, lavanda e camomilla. Uno da mettere sotto la testa e l'altro in mezzo alle gambe. Mettere una lucettina soffusa che dia il rosso, una musichetta rilassante, guarigione al 100%. In questo momento mi ha rotto questa lampadina. Cosa hai fatto, Antonio? Ho bagnato il biscotto e mi sono addormentato subito. Antonio, ogni notte. Deo, un po' vita mia, volta ogni 15 giorni. Angelo, ma te ti comprendi? Mi davo uno dromo, mi davo un cucina, mi preparo un bello ciccano dei caffellati, bagno il biscotto sardo, mangio quanto basta e poi mi dromo. Ma lui che sta comprendendo? Amnesia. Poi vita mia, impari con figlio mio e nevoretto mio, quando andavo sui continenti, che si deve da sposare, satro figlio mio, Cristian. Devo sovrare sono dono. E beh, annura mia, ma no, signor Antonio, cosa posso preparargli? Pranzo c'è, grazie, non prepararmi niente, a me piace cucinare, però potresti farmi un favore, chiamare una ragazzina per pulirmi il posto, che io con i miei disturbi non mi posso inchinare. La sera si mangiava contento bussendo stavolta. Lei è signor Antonio? Sì, e tu chi sei? Sono una bella di conus fanatica. E cosa ci fai qui? Come cosa ci faccio? Sua nora mi ha detto di venire qui a pulire il posto. Che vero! Io soffro di amnesia, una volta mi ricordo, una volta non mi ricordo. Mi dispiace, signor Concas. Mi dica dove posso trovare gli strofinacci. Aspetta che mi concentro. Nello sgabuzzino. Deve sia del suo sgabuzzino, come mettere a pulire in terra e non nell'uovo. Da un tanto via da stiamo in questa televisione. Quando usa c'è pensare a sa scava vuole zumbirgio su, dopo che stiamo. Una bella senza mutanda, sa. No. Si picca questa piccioccata sta denti basta, denti sta libertà e mi sono sentito a questa televisione. Dopo va che? E beh, no, io ho finito. Come ha finito? Ma se sei appena arrivata? No, signor Antonio, io sono venuta alle 8 e adesso sono mezzogiorno. Scusami, è vero. Mi paga, certo che ti paga. Ecco i soldi che ti devo. Però, siccome tu sei una brava ragazza, hai pulito, te lo metti. Ai tuoi soldi aggiungo 10 euro. E la ringrazio. Mi raccomando, quando rientra sua moglie, le dica di farsi visitare da uno specialista
perché lei è così giovane, non può vivere con questo tipo di disturbo all'amnesia. Ti ringrazio, Annabella, ti voglio salutare anch'io. Oh, scusa, vorrei fare l'amore con te sopra il tavolo. Ma signora Antonio, ma cosa stai dicendo? Ma se l'abbiamo fatto mezz'ora fa. Oh, lo vedi che io soffro di amnesia?